Giusti G, una buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. C'è la cronaca che apre il nostro telegiornale con una tragedia avvenuta questa mattina a Bibbione. Un turista tedesco è precipitato dal quinto piano dell'hotel Bibbione Palace dove si trovava in vacanza. Si tratta di un uomo di 44 anni che è morto sul colpo, una vicenda che ha ancora dei contorni da definire, perché pare che attorno alle 9 di stamattina i carabinieri abbiano bussato alla porta della camera di hotel dove alloggiava il turista tedesco. Pare volessero parlare con lui perché si trattava di una persona che era stata segnalata. Il 44enne ha quindi cercato di scappare, un tentativo fatale di fuga perché è caduto dal quinto piano, dicevamo. Per lui non c'è stato scampo. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, il SUEM e il medico legale, che non ha potuto far altro appunto che constatare il decesso del 44enne. Tra l'altro questo è l'ennesimo, per fortuna da una parte fine settimana, con le strade, le principali arterie stradali che portano ai luoghi turistici decisamente intasati, un flusso di traffico importante, con i vacanzieri che già da ieri sera, da venerdì sera, si sono spostati. Quindi ieri e oggi sono le giornate più delicate, bollino rosso, traffico potenzialmente critico sulla Padova-Venezia in direzione Trieste, mentre domani un po' meglio, bollino giallo, traffico intenso che potrebbe prolungarsi però fino a lunedì per gli ultimi rientri, la ripresa quindi del traffico feriale. Vedete gli ingorghi che si stanno verificando in autostrada. Siamo lungo le arterie stradali che interessano anche la nostra regione, che sono completamente prese di mira dai vacanzieri, insomma da chi sta cercando di recarsi al mare. Incolonnamenti nelle fasi più critiche dell'esodo, soprattutto in A4 nel tratto tra Padova Est e il bivio con l'A57 in direzione Trieste-Venezia e alla barriera di Mestre. Divieto di circolazione per i mezzi pesanti in vigore su tutta la rete autostradale dalle ieri dalle 16 alle 22, oggi dalle 8 alle 16 e domani, domenica 1 agosto, dalle 7 alle 22. Danno anche come consiglio le concessioni autostradali venete di consultare la situazione del traffico in tempo reale attraverso tutti i canali informativi per cercare insomma di trovare le vie, le arterie migliori o perlomeno l'orario migliore per mettersi in viaggio. Tra l'altro nel corso del nostro telegiornale avremo un collegamento proprio dal veneziano, da una delle principali arterie autostradali, con il collega Filippo Fois che sta monitorando la situazione di questo esodo estivo, quindi insomma sentiremo direttamente e vedremo direttamente con lui com'è la situazione. E adesso parliamo invece di sicurezza, perché anche nella giornata di oggi quasi tutte le piazze d'Italia e del Veneto si terranno manifestazioni, come è avvenuto sabato scorso, soprattutto no Green Pass e no Vax. Allora c'è stato direttamente la ministra Luciana Lamorgese che ha tenuto toni decisamente duri, perché dice assolutamente bisogna mantenere la calma. Qua parliamo di manifestazioni estemporanee e non autorizzate, quindi non c'è il protocollo che tenga per far fronte a iniziative di questo tipo. Le regole ci sono e vanno rispettate. Dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito nella sede della Prefettura di Venezia, il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese lancia un segnale chiaro sulle manifestazioni non autorizzate dei Novax previste in questi giorni. Le manifestazioni che devono essere autorizzate anche per gestire delle piazze che possono creare problemi di ordine pubblico se poi non arrivano tanti manifestanti senza preavviso. È ovvio che poi in quel caso che è successo in questi giorni poi vengono identificati e quindi vengono denunciati. Proprio in tema Green Pass, il Ministro ha annunciato un rafforzamento dei controlli specie negli aeroporti, tenendo conto dei diversi casi legati ai paesi di provenienza. Più in generale, assieme al prefetto Zappalorto, ai vertici delle forze dell'ordine e al sindaco presente in videocollegamento, Lamorgese ha effettuato un excursus a 360 gradi sui tanti temi cittadini, dal completamento dei lavori del Mose al decreto che vieta le grandi navi a Venezia fino ai problemi della CTV. Ma in primo piano rimane la sicurezza, a partire dal rischio di possibili accaparramenti della mafia sui ristori
ristori e sui fondi del PNRR. Le mafie si adattano molto facilmente a quelle che sono le loro situazioni, lo dicevamo anche con i procuratori che erano presenti al comitato, perché le mafie non sono più quelle di una volta, sono delle mafie di seconda, terza generazione. Su via Piave, nervo scoperto della sicurezza a Mestre, è in atto un giro di vite con controlli in strutture ed edifici abbandonati, mentre a Jesolo è stato rinforzato il presidio di forze dell'ordine dopo i recenti casi di movida violenta. E intanto per quanto riguarda la situazione Covid e ricoveri in ospedale è intervenuto anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Voi ricordate che eravamo arrivati a 6.000 isolati, oggi sono quasi il doppio. Cioè la punta minima è stata, il punto basso è stato 6, quindi il dato di oggi è che abbiamo raddoppiato le persone isolate rispetto al picco minimo. Raddoppiano le persone in quarantena in Veneto, ma scendono i posti letto occupati in ospedale. 9 pazienti sono stati dimessi nelle ultime 24 ore. L'epidemia di Covid dell'estate 2021, quella che qualcuno ha già iniziato a chiamare quarta ondata, presenta caratteristiche ben precise. Alta contagiosità, molti casi, la maggior parte asintomatici, tasso di ospedalizzazione però mai così basso. L'ondata oggi in corso ha caratteristiche che sono assolutamente anomale rispetto alle ondate che abbiamo vissuto. Per dimostrare ancora una volta la bontà del vaccino, Zaia torna ai dati. Nella settimana dal 22 al 28 di luglio si sono positivizzate 4.157 persone, 2.821 non erano vaccinate. Delle 17 ricoverate in terapia intensiva, 15 sono tra i non vaccinati, le altre 2 sono in dimissione. Tra i ricoveri in area non critica, 25 avevano fatto il vaccino, 101 invece no. Secondo le previsioni in Veneto ad ottobre tutti avranno ricevuto almeno una dose. Ad oggi le inoculazioni hanno superato quota 5 milioni. Sul tema terza dose Zaia chiede solo certezza e niente cambi di strategia in corsa. Sul piano scuola ribadisce la sua contrarietà all'obbligo vaccinale, confermando il piano tamponi già previsto dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica. È il tema dei Novax, il più spinoso anche per il Presidente, con la partecipazione ad una delle manifestazioni anche da parte di alcuni leghisti. Il dibattito ci sta, il sale della democrazia, e penso che il grande valore che deve essere riconosciuto al partito al quale sono iscritto è quello che comunque non c'è, come si può dire, non c'è una dittatura nella quale, che impone il pensiero unico. Dopodiché è nota l'azione degli amministratori che hanno fatto tutto il possibile per dare risposte ai cittadini. A Conegliano, dove il presidente Luca Zaia era poco prima, il nostro Lucio Zanato ha risposto anche in merito alle manifestazioni convocate per domani pomeriggio in tante piazze del Veneto. Non abbiamo bisogno di conflitto sociale, abbiamo bisogno che la piazza sia unita per uscire da questo Covid. Dopodiché i disagi ci sono, non ci divertiamo, e soprattutto vorrei dirlo anche da vaccinato che nessuno si diverte a farsi il vaccino. Ma se non ci fossero tutti più di 5 milioni di vaccinati, di dosi inoculate in Veneto, oggi non staremo qui a parlare di così pochi ricoveri con un'ondata in corso. E intanto il Veneto ha presentato anche per questo mese di luglio ormai finito tutte le varianti dei dati richiesti dall'Istituto Superiore della Sanità relativamente ai sequenziamenti, e tra questi la variante Delta è emersa predominante. Abbiamo appunto i risultati dell'indagine di luglio. Il Veneto doveva fare 145 campioni, anche il numero viene definito dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base del numero di positivi delle diverse regioni, quindi per il Veneto era stato stimato un numero pari a 145, in realtà ne abbiamo sequenziati 144 perché uno di questi campioni non era sequenziabile per motivi tecnici, e di queste 140 appartengono alla variante Delta, quindi stiamo parlando di una prevalenza del 97, superiore al 97%. Il messaggio è la assoluta rapidità con cui la variante Delta ha soppiantato tutte le altre. Secondo me questo è il terzo virus con cui noi abbiamo a che fare. È un virus contagiosissimo e lo stiamo vedendo, perché appunto nonostante il periodo estivo e le vaccinazioni c'è comunque una diffusione importante del virus. Ci separiamo per qualche istante e ci ritroviamo subito dopo per tutte le notizie.
Rieccoci in diretta, abbiamo sentito delle manifestazioni che saranno in corso nel pomeriggio un po' in tutte le piazze d'Italia e del Veneto. Intanto torniamo invece a parlare della questione Green Pass. Dal 6 agosto sarà ufficialmente attivo e ci sono ristoratori, esercenti, baristi che sono preoccupati perché dicono noi dovremo fare da controllori per cercare di capire e chiedere direttamente alla gente che viene ai nostri clienti se sono in possesso o meno del Green Pass. La situazione pare non piaccia molto alle persone. Non credo che sia io che devo chiedere un documento di identità, spero non spetti a noi doverlo fare. Sì, però mi devono dare i mezzi per controllare, mi devono dare delle regole che siano precise. C'è solo confusione. Dobbiamo farlo per forza, non è che possiamo esimerci da questa responsabilità. A pochi giorni dall'obbligo di controllare il Green Pass, tra baristi e ristoratori regnano scontento e caos. A capire le modalità in cui dovranno intervenire per controllare il QR code ai clienti ad oggi sono in pochi. So che dovremo scaricarci un'applicazione che è il Verifica C19 e dovremo in teoria scansionare tutti i QR code dei Green Pass delle persone che desiderano entrare e consumare seduto al tavolo. Ora ti siedi fuori, ok, non occorre, se ti siedi dentro devo controllarti il Green Pass. Se sei al banco adesso non si capisce, perché sembrava all'inizio chi al banco no, ma chi si siede sì. Ma di cosa stiamo parlando? Difficoltà nella gestione della verifica della certificazione verde che fa tremare i gestori ancora prima di iniziare, spaventati non solo dalla potenziale perdita di clientela ma anche dal popolo eterogeneo di avventori, turisti che arrivano dall'estero. Abbiamo già scoperto la prima falla, perché ho un mio cliente che vive a metà fra l'America e l'Italia, vaccinato in America, quindi con QR code americano. Abbiamo provato a fare la scansione e il Verifica C19 non lo riconosce, dice certificazione non valida, e quindi se non viene riconosciuta come si procede? Anche quella è una problematica. Non sarà facile cercare di controllare le persone straniere perché magari a volte non capiscono bene, a volte non ce l'hanno, quindi sarà un problema. Non solo, c'è anche chi già mette le mani avanti sulla possibile reticenza dei clienti. Doverle controllare e in qualche modo insistere anche perché magari qualcuno è un po' reticente a mostrarcelo, non sarà semplice. Vai a invadere un po' la loro privacy e potresti anche venire aggredito verbalmente. Una situazione non semplice, poi andremo a vedere anche la rivolta che sta avvenendo a livello della Confesercenti anche nel Bellunese, insomma un po' in tutte le città, in tutti i paesi il settore soprattutto di esercenti, baristi, ristoratori è sul piede di guerra perché non sanno come gestire in maniera puntuale e lineare la situazione. L'avevo accennato in apertura di telegiornale mostrandovi le immagini delle principali arterie stradali, autostradali, praticamente con le macchine ferme, bloccate. Bollino rosso abbiamo annunciato per la giornata di oggi. Abbiamo in collegamento in diretta il nostro Filippo Fois. Filippo, ti trovi davanti proprio a quale casello autostradale? Buongiorno intanto. Sì, buongiorno Vanessa e buongiorno ai nostri telespettatori. Il casello autostradale è quello di Villabona, siamo in territorio della municipalità di Marghera, quindi in comune di Venezia. Proprio qua c'è la sede del CAV, della concessionaria Autostrade Venete, e siamo in compagnia anche del vicequestore del COA, il centro operativo autostradale della Polizia Stradale, Antonio Addis. Buongiorno comandante, le chiedo innanzitutto subito com'è la situazione sulle strade. Buongiorno, allora sulla nostra tratta, che per nostra tratta intendo tutta la A4 da Brescia centro fino a tutto il passante compreso, il traffico è molto intenso e a tratti rallentato in direzione est, quindi verso le coste, verso la Croazia, diciamo in direzione... Esattamente, sono i turisti che iniziano le vacanze adesso. Il sabato, come le accennavo, è un giorno molto intenso perché è il giorno dei cambi nelle case, negli alberghi, eccetera, quindi oggi va così. È iniziato da stamattina, è caratterizzato da continui piccoli incidenti, tamponamentini, che però rallentano ulteriormente il flusso veicolare. Che consigli si sente di dare a chi si mette in viaggio in questi giorni?
Beh, intanto di guidare con molta prudenza, rispettando le distanze di sicurezza, perché a causa di questi continui rallentamenti se no si creano questi piccoli tamponamenti che la maggior parte delle volte sono senza conseguenze per le persone, ma insomma sono una cosa pericolosa e comunque rallentano il traffico. Poi, siccome c'è il rischio di essere coinvolti in code abbastanza lunghe e interminabili, di attrezzarsi anche con acqua e con rifornimenti, perché il viaggio può essere più lungo di quello che viene preventivato, e anche un controllo dell'efficienza dell'auto, perché abbiamo constatato che molto spesso quando il traffico si ferma poi molte macchine non partono. Evidentemente il caldo influenza anche l'efficienza dei motori e dei veicoli, per cui è buona cosa controllare la perfetta efficienza dei veicoli, delle gomme naturalmente, perché anche quelle comportano. Devo chiederle anche per quello che riguarda le norme anticontagio, le norme sul Covid, che cosa si può e non si può fare in automobile? Beh, intanto si può viaggiare sicuramente se si è componenti di uno stesso nucleo familiare, quindi generalmente questo è il tipo di viaggiatori che affronta questi viaggi, mentre invece se non si appartiene allo stesso nucleo familiare valgono ancora le regole del distanziamento e della mascherina e devono essere osservate, insomma. Noi facciamo ancora controlli anche su questo, in questo senso. Sì. Bene Vanessa, se non hai domande noi ti restituiremo la linea. Ne approfitterei, Filippo, per chiederti un po' proprio dal punto di vista del veneziano. Tra l'altro c'è stata la presenza della ministra Luciana Lamorgese, ha lanciato un chiaro messaggio per quanto riguarda queste manifestazioni non autorizzate che si stanno svolgendo, che tra l'altro anche oggi si svolgeranno un po' in tutte le piazze d'Italia e del Veneto. Com'è la situazione lì? Sì, dunque, allora, le manifestazioni che sono previste qui sono due alle 17:30, una in Campo San Geremia e l'altra in Piazza Ferretto a Mestre. Da questo punto di vista il ministro degli interni Lamorgese, che ieri ha partecipato al tavolo sulla sicurezza alla prefettura di Venezia, ha ricordato come il motivo, insomma, la vera questione non è le motivazioni che possono portare le persone a manifestare, ma se la manifestazione sia autorizzata o meno. Per cui ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, ma lo deve fare entro quelle che sono le regole, vale a dire chiedere un'autorizzazione che per motivi di ordine pubblico tutti coloro che organizzano una manifestazione chiedono, e a quel punto insomma non ci sono problemi. Però fin tanto che queste manifestazioni non sono autorizzate bisogna dire che sono fuori dalla legge. Ascolta, tu che tra l'altro hai, soprattutto in questi giorni, stai vivendo anche la città di Venezia, questione Green Pass, la gente come lo sta affrontando? Sia turisti, gente comune, residenti e quant'altro, ma anche proprio tutta la categoria di esercenti e baristi, perché abbiamo sentito per esempio a Vicenza che i baristi, esercenti, ristoratori sono totalmente nella totale confusione, perché non sanno, dicono noi dovremmo fare da controllori, dovremmo fare da pubblici ufficiali quando non lo siamo. Quindi ecco, da una parte le persone e dall'altra invece esercenti, baristi e quant'altro. Come lo stanno prendendo questa cosa del Green Pass? Ma io direi esattamente nella stessa maniera in cui lo stanno prendendo nelle altre zone del Veneto e d'Italia, cioè è contraddistinto da una grossa incertezza. Poi potrete immaginare la quantità di turisti che si trovano non solo a Venezia, tanto in questo momento Venezia è ancora tarda a ripartire da questo punto di vista. Il grosso del turismo si sta concentrando sulle coste, dove più o meno siamo tornati ai livelli di presenza del 2019. E fare proprio da controllori, come dicono i gestori, è obiettivamente impossibile, oltre al fatto che non ne avrebbero i titoli, per cui in alcuni casi temono anche che, anche se lo facessero, chi viene controllato insomma possa contestargli che non ha alcun titolo per chiedergli un Green Pass. Quindi la situazione anche lì, ecco, ma le persone, la gente comune è preoccupata secondo te per dover esporre il Green Pass un domani, quando dovrà andare nei locali, dovrà andare al ristorante?
Guarda, su quello devo dirti la verità, non tanto, diciamo, c'è un po' più di fatalismo. Devo dire che ieri questa questione è stata affrontata anche col ministro Lamorgese, la quale ha detto che saranno rafforzati i controlli sui Green Pass, ma per quello che riguarda gli aeroporti, innanzitutto. Okay. Quindi controlli a Venezia, Verona e Treviso a seconda del paese di provenienza, cioè se si tratta di un paese in cui il rischio di contagio è elevato, in quel caso sì, i controlli saranno molto stringenti. Per quello che riguarda invece il resto, diciamo che non si è espressa neanche il ministro. Sì, c'è ancora un po' di confusione in generale. Allora io ringrazio intanto Filippo Fois per il tuo collegamento. Grazie Filippo, buon lavoro, buona continuazione. Grazie a voi, a presto, arrivederci. Noi proseguiamo, abbiamo sentito la situazione nel veneziano, nel vicentino, andiamo a vedere invece nel bellunese, perché c'è la Confartigianato che è letteralmente sul piede di guerra. Nei prossimi giorni il Green Pass diventerà obbligatorio per poter accedere ad alcuni servizi e attività. Confartigianato ha proposto un emendamento alla conversione in legge del decreto, chiedendo che titolari e gestori non siano considerati responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari di Green Pass. Sarà una battaglia che se i clienti non ci aiutano sarà una battaglia persa. Il nostro pensiero è ogni giorno fare il possibile affinché le nostre attività rimangano aperte, e quindi è nel nostro interesse che vengano rispettate le regole. Noi stessi siamo i primi a rispettarle, promuoviamo i vaccini e ci siamo vaccinati. Sicuramente però non possiamo fare di più e non possiamo avere responsabilità che non possono essere in capo a noi. In questo momento ci stiamo ponendo delle domande. Al banco si può accedere senza il Green Pass. Al tavolo dobbiamo chiedere il Green Pass. Non siamo dei controllori. Analoga posizione è stata assunta da Confcommercio Belluno attraverso il suo presidente Paolo Doglioni, che in un incontro con il prefetto ha evidenziato le difficoltà applicative di un decreto che imporrebbe incombenze che si ritiene dovrebbero spettare a soggetti istituzionali. Una situazione che sta creando difficoltà alle imprese, specie quelle meno strutturate, senza contare come il solo annuncio delle nuove disposizioni abbia già provocato disdette in alberghi e strutture ricettive. Beh, se c'è confusione tra i vari esercenti, baristi, ristoratori e quant'altro, c'è tanta confusione anche per quanto riguarda il trasporto pubblico e il Green Pass. Il tavolo di coordinamento dei trasporti alla ripresa della scuola da dicembre 2020 è in capo ai prefetti. La Regione viene solo convocata, ricorda la vicepresidente e assessore alle infrastrutture Elisa De Berti. I prefetti sono ancora in attesa da Roma su quale capienza assegnare al trasporto pubblico. Un dato fondamentale che oltre sulla salute degli utenti si riflette sull'organizzazione dei servizi di trasporto. Se servisse integrarli ricorrendo ai bus privati, la De Berti si dice tranquilla. L'anno scorso Roma pagò tutti i contributi richiesti. Vi ricordo che l'anno scorso le informazioni le abbiamo avute il 30 di agosto, oggi siamo il 30 di luglio, non abbiamo ancora l'informazione della capienza. È bene che sapere quanto sarà. Io non credo che andremo oltre l'80%, opinione mia personale, però io spero che con le vaccinazioni non torneremo al 50%. In attesa quindi di disposizioni ai prefetti, potrebbe essere utile il Green Pass nei trasporti veneti, a una condizione però. Se facciamo la norma che prevediamo il Green Pass per l'accesso ai mezzi pubblici, devono prevedere anche una mole di persone sufficienti per poter controllare, perché se facciamo la norma ma poi nessuno controlla, vabbè, ci siamo presi in giro. È ovvio che il Green Pass, se lo inseriscono, deve avere una prospettiva di aumentare la capienza. C'è una pausa, ci vedremo subito dopo. Rieccoci in diretta subito a Padova perché abbiamo in collegamento Guido Barbato. Guido, buongiorno. Buongiorno Vanessa, buongiorno a tutti. Allora, manifestazioni oggi, tante. C'è una certa attesa per quella di oggi pomeriggio che sarà in centro e che sarà quella organizzata dai gruppi negazionisti del Covid, dei no Green Pass e del no Vax. Ritrovo alle 17:30
in Piazza Duomo e soprattutto pare sia una manifestazione stavolta autorizzata, diversamente da quella di sabato scorso, che però non sarà una manifestazione statica ma con corteo, e quindi tutti si augurano che, nonostante o anche perché ci si aspetti un'affluenza più bassa rispetto a quella di sabato scorso, tutto vada secondo le regole, rispettando le regole, così lo ha detto anche il sindaco Giordani, che ha detto la libertà di manifestazione e di pensiero è ovviamente una garanzia costituzionale, l'importante è che non si usi la violenza e che non si debba costringere le forze dell'ordine a prendere provvedimenti se non si rispettano le regole, tipo le distanze e l'uso della mascherina. E qua bisognerebbe vedere, poi vedremo come andrà a finire. Noi ci saremo oggi pomeriggio per potervi poi raccontare nelle prossime edizioni come è andata questa manifestazione di Padova. In tema di Green Pass è uscita una nota della ULSS 6, del Dipartimento Prevenzione della ULSS 6 Euganea, cioè della provincia di Padova, che ha inviato ai sindaci della provincia per il contenimento dell'emergenza sanitaria. La cosa riguarda le manifestazioni pubbliche con capienza inferiore alle 200 persone, per cui insomma, magari quelle piccole nelle quali non serve che so l'autorizzazione della pubblica sicurezza. Praticamente in questi eventi sarà obbligatorio il Green Pass e in questi eventi rientrano anche le sagre, le fiere, gli spettacoli dal vivo, anche quelli con non molti posti a sedere. Quindi insomma le disposizioni al momento sembrano essere piuttosto chiare su questo tema, nel senso che è stata la ULSS a darle ai sindaci della provincia di Padova. Vedremo come proseguirà. Guido, ne approfitto perché abbiamo sentito prima un po' la situazione in diverse province della nostra regione, poi chiedo anche a te, ne approfitto, a Padova, in città soprattutto, dove sono presenti tantissimi locali, bar, ristoranti e quant'altro, come stanno prendendo i ristoratori, gli esercenti, la questione del Green Pass? Perché c'è tanta confusione ancora. Beh, si sa che qui a Padova i ristoratori sono sul piede di guerra perché dicono come facciamo a controllare, certo. Dobbiamo mettere in campo altre persone, viene qualcuno per conto delle autorità a farlo. La situazione è piuttosto spinosa e non manca neanche molto alla data dell'obbligatorietà. Questo è quanto insomma, abbiamo anche noi raccolto in redazione e mandato in onda anche negli scorsi giorni. C'è effettivamente così un problema anche di organizzazione, mi sembra, al di là insomma dell'accettare o meno questa convalida del proprio stato di salute. Prova sì anche il fatto che ieri mattina lo stesso assessore ai trasporti regionale De Berti a una domanda su servirà il Green Pass per andare in autobus o in vaporetto, lei dice sì, per carità, non è che lo decida io. Se fosse obbligatorio, bene, il problema è che poi le aziende devono mettere qualcuno che controlli. Certo. Ha detto che i fondi regionali ci sono, se servono altri soldi per appunto mettere sul lavoro al lavoro delle altre persone, e quindi anche questo insomma però non fa ben sperare che non siano soldi spesi a vuoto, ecco. No, se non altro magari guardiamo come si dice il bicchiere mezzo pieno, potrebbe essere l'opportunità di dare nuovi posti di lavoro, ecco, essendo ottimisti, potrebbe, condizionale d'obbligo. E la gente invece, la gente comune come affronta la situazione, la questione del Green Pass? Io ho l'impressione personale, molto personale, che la gente preferisca il Green Pass, cioè la maggioranza perlomeno, come dire, è una garanzia per me, cioè è una garanzia anche per me sapere che sono in un locale dove entrano solo persone vaccinate. Quindi vi dirò, sì, se il problema è pratico, quello degli esercizi pubblici e quello dell'ingresso nei mezzi pubblici, per carità può anche esserlo, ma forse anche risolvibile. Io credo che il buon senso delle persone vada nella direzione in cui dire fa da garanzia anche a me. Dopo, sapete, a volte si è perso tanto tempo in privacy, i miei dati e questo e quello, ti mostro il telefonino con l'app Io che dice che sono vaccinato, e non è giusto che tutti sappiano, tutti chi, se è a bene comune, e cos'hai da nascondere se stai bene, insomma.
chi non sta bene oppure chi non si è vaccinato sta a casa sua. Però questa è una considerazione mia molto personale, scusate se... Ascoltami, tra l'altro questa mattina c'è stata un'altra manifestazione a Tre Baseleghe, chi c'era in manifestazione e perché manifestavano soprattutto? Io ne approfitto mentre tu mi racconti poi per mandare le immagini. Sì, raccolgo gli appunti. La manifestazione di oggi si è svolta davanti al municipio di Tre Baseleghe e organizzata da Rifondazione Comunista del Veneto. Il segretario Paolo Benvenu era un po' forse il capo, sì, possiamo dire che il capopopolo in questo caso, non è sbagliato. Insieme a lui, insieme al partito della Rifondazione Comunista c'era anche il Partito Comunista italiano, il Partito Comunista dei Lavoratori, alcune associazioni di stranieri, per esempio quella dei senegalesi in Veneto e quella la rete lavoratori migranti e i lavoratori bengalesi di Padova. Non erano presenti nessuno dei ex dipendenti della BM Services che a Tre Baseleghe si occupava di alcune parti della lavorazione della tipografia di Grafica Veneta. La manifestazione però ha voluto non solo risollevare e ricordare che cosa è successo a Tre Baseleghe in questi giorni, con quanto la magistratura ha disposto nei confronti dei titolari di questa cooperativa di servizi e nei confronti di 2 dirigenti di Grafica Veneta, ovvero gli arresti domiciliari, e poi hanno voluto anche ricordare non siamo nel sud dell'Italia e non è la prima volta che la magistratura arriva al caporalato in Veneto, perché giustamente Benvenu ricordava i casi della Fincantieri, l'azienda più grande, forse la più grande azienda metalmeccanica, metallurgica e non solo italiana, che costruisce navi da crociera e non solo a Porto Marghera, e al cui interno lavorano centinaia di operai stranieri, in genere insomma orientali, in cooperative in subappalto magari. E quindi dice non dobbiamo meravigliarci, non meravigliamoci che le stesse cose forse accadono anche nel settore della logistica. Qui a Padova insomma le varie aziende di spedizioni, Padova Crocevia appunto della logistica sia su gomma che rotaia, impiega tantissimo personale straniero che arriva o dal Sud America o dalle Filippine o dal Bangladesh o comunque dai paesi dall'Indonesia. E quindi, come dire, non riteniamoci esenti da fenomeni di caporalato che pensavamo ci fossero solo, che so, in Sicilia o in Campania per raccogliere i pomodori o la frutta e la verdura. Bisogna, purtroppo questo è stato causato, ha detto Benvenu, da una liberalizzazione del mercato della somministrazione del lavoro in forma esterna, dalla riforma del lavoro che a suo tempo elaborarono sia il centrodestra che il centrosinistra, la responsabilità è comune, ha detto, e poi va abrogato l'articolo 18. Quindi c'è stata da parte sua, lui dice negli ultimi anni, i governi, una riforma del mercato del lavoro che ha portato inevitabilmente a situazioni come questa di Tre Baseleghe della Grafica Veneta e ad altre che vi ho detto poc'anzi, certo, di sfruttamento delle persone e di vero e proprio caporalato, o lavori alle mie condizioni o non lavori. Grazie allora al nostro Guido Barbato, grazie per questo tuo intervento, per averci illustrato un po' com'è la situazione nel Padovano e poi nel TG di questa sera tutti i servizi. Grazie a Guido Barbato e noi ci fermiamo per qualche istante per la pausa. Rieccoci nuovamente in diretta. Un'operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto un commerciante che percepiva in maniera decisamente indebita il bonus cultura riservato ai diciottenni. Bonus cultura speso in tutt'altro. I finanzieri hanno fatto emergere il raggiro messo in piedi dal titolare di una libreria di Montebelluna denunciato a piede libero per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Il bonus da 500 euro è destinato ai neodiciottenni. Ottenerlo è semplice, ma è anche strettamente personale e lo si può utilizzare solo per spese legate alla propria formazione culturale. Il libraio sostanzialmente aveva ideato un complesso sistema che prevedeva la trasformazione illecita dei bonus 18 app
in smart box piuttosto che altri bonus o buoni regalo che potevano essere spesi all'interno del suo esercizio commerciale per l'acquisto di prodotti che nulla avevano a che vedere con la natura del contributo stesso, quindi bracciali, occhiali, piuttosto che saponette, prodotti per l'igiene intima, piuttosto che giochi elettronici. Il commerciante, secondo le Fiamme Gialle della Tenenza di Montebelluna, aveva ben orchestrato la truffa. Periodicamente inviava delle false attestazioni al competente ministero dove andava a certificare che effettivamente i bonus per un valore complessivo di circa 11.000 euro indebitamente intascati dallo stesso con questo meccanismo erano destinati per l'acquisto di prodotti autorizzati. Quando invece non era così. Ora, oltre alla denuncia, dovrà restituire gli 11.000 euro, ma anche i ragazzi, i 57 neo-diciottenni, dovranno rispondere di quello che hanno fatto mettendo mano al portafoglio. Sono state comminate sanzioni di natura pecuniaria per un importo vicino ai 33.000 euro. Il che significa una media di quasi 600 euro ciascuno, che servirà loro di lezione per comprendere che un bonus statale va percepito e speso con serietà, trattandosi di denaro pubblico. E a proposito di finanza, anche le Fiamme Gialle di Bassano del Grappa hanno incastrato un imprenditore, non ha versato 1.161.000 euro di IVA e la finanza ha confiscato beni per pari valore. Nei guai un 62enne di Romano De Zelino, legale rappresentante di una società di capitali bassanese che opera nel commercio all'ingrosso di carta, cartone e cancelleria. Dalle indagini delle Fiamme Gialle è emerso che l'uomo ha presentato sì le dichiarazioni IVA relative al periodo d'imposta 2017-2019, ma ha omesso di versare l'imposta sul valore aggiunto dichiarata. È emerso inoltre che l'indagato non solo è risultato investito di una delega per operare sui conti correnti delle società senza limitazioni, per cui potrebbe disporre del denaro in essi contenuti anche per fini esclusivi personali, ma nel caso dovrebbe rendere conto del proprio operato esclusivamente a se stesso. Di conseguenza, insomma, questo 62enne adesso dovrà rispondere delle accuse che sono state portate avanti a seguito delle indagini dalla Guardia di Finanza di Bassano del Grappa. Andiamo nel bellunese, parliamo di strade, perché è vero, i mondiali Cortina 2021 sono finiti, però sulle strade del bellunese sarà un'altra estate di cantieri. Se ne contano, pensate, 11 solo sulla statale 51 da Lemagna, 7 concentrati a Longarone, dove come emerge dai flussi di traffico che sono stati registrati dall'ANAS nel 2020, transitano in media 10.000 veicoli al giorno. A questi cantieri si sommano la chiusura notturna della Galleria Comelico sulla 52 Carnica e un'ulteriore quarantina di punti con lavori di Veneto Strade sulle strade provinciali, principalmente nel Lagordino. Senza dimenticare la 27 dove i cantieri non mancheranno e nei prossimi giorni. Tra l'altro è previsto un vertice in prefettura sul tema della viabilità estiva, in cui verrà decisa appunto la pianificazione per cercare di risolvere al meglio, insomma, una situazione che soprattutto in questo periodo estivo non si preannuncia per nulla buona. Andiamo adesso a Vicenza. Gabriella Basso per noi. Gabriella, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno a te Vanessa e telespettatori di Rete Veneta. Che novità ci sono da Vicenza oggi? Beh, abbiamo parecchia cronaca, perché da Attiene per esempio sono stati risolti 2 cosiddetti cold case, cioè 2 situazioni, 2 furti che sono avvenuti nel 2003 e 2006. Carabinieri, grazie anche all'apporto dei RIS, hanno individuato gli autori, una di un furto nel 2003 a casa di un anziano di 80 anni e uno nel 2006 ai danni di un'azienda con il furto di 50 quintali di ferro, e grazie appunto ai RIS hanno individuato 2 persone, di 50 e 60 anni, un uomo e una donna, sono di origine rom, uno l'uomo residente nel campo nomadi di Vicenza e un altro invece in quella di Venezia. E poi ieri invece la polizia della questura di Vicenza, delle volanti appunto, sono andate in aiuto di un giovane che ha chiamato proprio perché il padre aveva minacciato, costringendolo ad uscire di casa, aveva minacciato con una
una scacciacani, quella che poi si è rivelata una scacciacani e tra l'altro anche un modello giocattolo, ma al momento ovviamente l'anziano era veramente fuori di sé e aveva appunto minacciato il figlio con il quale da diverso tempo aveva degli disprezzi, dei dissapori che non erano mai stati risolti e quindi c'è stato un aumento di tensione, gli agenti sono entrati, sono riusciti a convincere a deporre l'arma e poi successivamente ovviamente hanno verificato che l'arma non era un'arma pericolosa, però ovviamente poteva anche finire peggio. Ascoltami, abbiamo visto il servizio da Vicenza che avete realizzato in merito alla questione Green Pass e la confusione che regna tra gli esercenti e quant'altro. È una cosa che si sta preoccupando e non poco. Beh, la questione del Green Pass, sai, la gente un po' tra i ristoratori c'è la questione di come controllare e questo è il problema di fondo e poi ovviamente anche la paura che questo comporti un ulteriore costo, quindi una situazione in cui si sta ancora cercando di riprendersi. Dall'altra la gente è in confusione perché doveva essere una cosa semplice scaricare con il codice che arrivava via SMS, codice che invece non sta arrivando e quindi diventa problematico, ci si deve arrangiare, trovare le modalità. Poi c'è chi è più tecnologico e chi meno. Nel frattempo oggi abbiamo anche sentito la possibilità di un Green Pass anche sui mezzi di trasporto perché se ne sta discutendo ovviamente, anche se al momento c'era il decreto giustizia che era diciamo all'ordine del giorno per quanto riguarda il governo, ma la cosa è solo semplicemente rimandata, quindi potrebbe essere che già nel decreto del 6 agosto o quello successivo, magari per la volta di settembre, si arrivi a parlare di Green Pass anche nei mezzi di trasporto e abbiamo sentito appunto la gente in stazione, anche alla fermata degli autobus, e in realtà sono quelli che abbiamo sentito noi sono molto favorevoli perché dicono si sentirebbero molto più sicuri proprio perché il mezzo di trasporto magari vede il problema di avere tanta gente, magari anche oggi parliamo di treni magari per le vacanze, lunga percorrenza, ma quando si parla poi di regionali o regionali veloci con tantissima gente all'interno delle carrozze stipate, il Green Pass insomma potrebbe essere un'ulteriore garanzia. Anche perché poi io penso all'ormai prossimo, perché il 13 settembre ormai è alle porte, inizio delle lezioni del periodo appunto scolastico, un periodo in cui i ragazzini si riversano e sono in questi autobus che sono strapieni come sempre, perché ormai è una situazione che si porta avanti da sempre, quella degli autobus stracolmi e lì implementare il sistema di trasporto pubblico, cioè come chiedono tantissimi, quindi con più autobus, in realtà non è così semplice, non è così facile da fare, oltre a essere un costo enorme, perché è un costo enorme e deve coprire delle tratte magari in determinati orari dove comunque si tratta magari solo di aspettare quei 10 minuti per la corsa bis per esempio. Il Green Pass in realtà potrebbe in qualche modo essere una soluzione perché chi ha il Green Pass sale, si può stare vicini, chiaro la mascherina si sa che la si deve tenere sempre perché comunque rimane un elemento, un presidio sanitario importante perché comunque ricordiamo che essersi vaccinati significa significa non finire magari in ospedale, in terapia intensiva, ma comunque ci si può ammalare in forma più lieve, quindi mascherina comunque, però di fatto potrebbe essere una soluzione anche proprio per il trasporto pubblico per i ragazzi che vanno a scuola. Ascolta, io ne approfitto, ti tengo in linea, così guardiamo assieme il servizio perché continuiamo a parlare di viabilità e trasporti relativo alla TAV con l'idea di realizzare questo attraversamento di Vicenza e progettare addirittura l'arrivo sino a Padova. TAV, nome in codice di un'opera strategica per il Veneto perché rivoluziona il trasporto su rotaia col raddoppio dei binari. Spostare i treni ad alta velocità su una linea dedicata e liberare la linea storica che oggi è satura e quindi poter incrementare il numero di treni a favore del servizio di trasporto pubblico ferroviario per noi è una cosa straordinaria, soprattutto su una linea da Verona a Venezia che è utilizzatissima. Al via nelle prossime
prossime settimane i cantieri nel tratto tra Verona e Vicenza. È il commissario straordinario per le opere TAV, Vincenzo Macello, ad annunciare ai sindaci dei centri interessati dai binari dell'alta velocità l'importante novità. La novità importante è il finanziamento che abbiamo ricevuto sia per l'attraversamento di Vicenza che per la progettazione definitiva della Vicenza-Padova, che ci consentiranno di accelerare anche le tempistiche per la realizzazione di tutto l'attraversamento di Vicenza, dove abbiamo quindi 1 miliardo e 75 milioni di euro di finanziamento, e partire con la definitiva della tratta Vicenza-Padova. 1 miliardo e 50 milioni di euro per realizzare l'attraversamento di Vicenza nel modo meno impattante possibile per la città. Altri 25 milioni di euro sono destinati alla progettazione definitiva del tratto est tra Vicenza e Padova. Ad ovest invece c'è già un progetto e nel 2026 da Verona si arriverà a Vicenza. Adesso si entra in una fase di confronto tra RFI, Regione Veneto e sindaci dei comuni interessati dalla tratta. Ci sono delle aree verdi, le cosiddette aree di mitigazione, che verranno espropriate, verranno appunto realizzati, verranno piantate piante piuttosto che realizzati giardini, e di fatto queste aree verranno affidate ai comuni, e quindi anche gli oneri di manutenzione ricadranno sui bilanci dei comuni, e i comuni sappiamo già come sono messi, sappiamo che sono in difficoltà, quindi loro rilevano questa criticità, che non sono nelle condizioni di poter ricevere aree oggetto di manutenzione da caricare sui loro bilanci, ed è una richiesta che mi sono fatta carico di portare al Ministero. Stessa cosa vale per i nuovi cavalcaferrovia che verranno realizzati. Cavalcaferrovia magari su viabilità comunale piuttosto che provinciale, poi la gestione di quel cavalcaferrovia non può essere affidata ai comuni per quanto riguarda le strade comunali, perché i comuni non sono nelle condizioni, non hanno neanche le competenze tecniche all'interno dei loro uffici per potersi occupare anche di questi controlli. Quindi sono 2 temi che verranno portati al Ministero per trovare una soluzione. Ecco Gabriella, abbiamo sentito questione TAV, se ne parla da tantissimo tempo, ricordiamo anche le tante manifestazioni che sono state fatte proprio a Vicenza da chi è contrario a questo appunto alla TAV, a questa scelta, a questa decisione. Le cose stanno andando avanti, ci sono però parecchie criticità, abbiamo sentito anche. Sì, ci sono parecchie criticità, però di fatto viene cambiato il volto di Vicenza, della porta di accesso di Vicenza a quella della stazione, risolvendo anche un problema di viabilità in questo momento di fronte alla stazione di Vicenza, con una commissione tra mezzo pubblico, privato, pedoni, e quindi verrebbe realizzato un cavalcavia che va a scavalco, consentendo di creare veramente una situazione migliore per la zona di accesso alla città della stazione, oltre ovviamente a creare più linee, più velocità, e a dare la possibilità ovviamente a distinguere i treni ad alta velocità che avranno il loro percorso rispetto ai treni regionali veloci, diventando quasi se vogliamo quella che era la famosa metropolitana di superficie per quanto riguarda i treni normali, di normale velocità, ecco, se si può definire in questo modo. Per la città di Vicenza significherebbe comunque un grande cambiamento, un proiettarsi anche in un mondo di grandi metropoli, di grandi città con grandi attraversamenti, quindi per Vicenza è un elemento molto importante. Le criticità però vengono ovviamente fuori e saranno risolte, ci vorranno, come sapete i tempi sono molto lunghi di questa progettazione, però già si pensano a quelle che possono essere le soluzioni da adottare. Bene, allora io ringrazio la nostra Gabriella Basso, grazie Gabriella, poi tutte le informazioni questa sera nei telegiornali, grazie. E noi da una città d'arte andiamo a un'altra splendida città d'arte, tra l'altro diventata Urbs Picta, siamo a Padova con un'iniziativa per tuffarsi a 360 gradi nella città splendida. Non c'è più solo la Cappella degli Scrovegni, abbiamo detto ci sono altri 7 siti correlati. Abbiamo realizzato un biglietto unico, valevole da 48 a 72 ore, che il turista italiano o straniero può comprare a 28 euro o a 35 euro in 72 ore, in modo tale che non c'è più il tocca e fuggi, cioè la visita in cappella e l'abbandono di Padova, ma la città può essere conosciuta, attraversata in un weekend lungo. È una bella opportunità
per i turisti stranieri, ma credo che sia anche un'opportunità per i padovani di Padova e provincia. L'iscrizione di Padova Urbs Picta tra i patrimoni dell'UNESCO vuole essere volano per il turismo culturale e per la promozione della città del Santo nel mondo. Per agevolare i turisti, ma anche i padovani, è stato quindi pensato un biglietto unico per visitare tutti e 8 i siti che compongono il percorso dell'Urbs Picta. Poi è previsto un piano di riparto finanziario che va a premiare le realtà meno solide finanziariamente, la diocesi, l'Accademia Galileiana. Quindi noi come comune abbiamo un obiettivo: portare il 10% di coloro che visitano la cappella, 340.000 persone all'anno, negli altri siti. Ecco, l'obiettivo nei prossimi 2-3 anni è quello di distribuire e spalmare i visitatori in tutto il centro storico. Non solo Urbs Picta Car, però, perché è in arrivo anche un'app che accompagnerà i visitatori tra le meraviglie trecentesche che hanno portato la città di Padova a diventare patrimonio dell'UNESCO. È georeferenziata, quindi permette al turista italiano e straniero e bilingue di muoversi in un percorso all'interno della città che mette in rete questi siti. All'interno c'è una narrazione e c'è anche un gioco per bambini, quindi è un modo per avvicinare target differenziati al 300 padovano ed è un modo perché anche molti padovani possano finalmente scoprire le bellezze che ci hanno portato a questo riconoscimento internazionale. Questo era anche il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ricordo gli appuntamenti con l'informazione serale 18.50 TG Bassano, 19.15 TG Vicenza e auguro a tutti e a tutte voi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.